Con un altro con lei. Oddio no, si inizia. Si sale da questa strada, si può parcheggiare anche qua e si parte, easy. Laggiù si intravede il cartello. Ciao bellissimi! Domenica scorsa, che in realtà è ieri, abbiamo scoperto che il monte preferito di Anissa è il Quel di Lanis. Quindi oggi ci stiamo andando senza Anissa. Invece in compenso c'è Michele, che tra l'altro avete già conosciuto quando siamo stati sul Quar quest'inverno. Il lanciatore di palle di neve, quello... Il capretto. Appena partiti c'è già una pendenza notevole. Abbiamo solo una mappa offline e tanta voglia di esplorare. Siamo già alle prese con la fauna selvatica. Scoiattolo! Questo vi fa capire perché è un mio amico. Questa escursione in totale dovrebbe avere un dislivello di circa 1000 metri. Però dopo una bella pendenza iniziale si è quietato. Quindi se all'inizio vi sembra troppo difficile non vi scoraggiate perché migliora. Poi tra un po' vediamo. Siamo a 900 di altitudine. Come si sente, signor Michele? Sono morto, finito, non ce la posso fare. Percorso a ostacoli poi. Sì, cavolo, sembra di essere dei cani a saltare, dog agility. La Dog Milio agility. Milio agility, bello, ci piace. Oh. Ecco, e poi dice di essere stanco. Qua, questi sono i tuoi posti preferiti, vero? Non per niente lo sto riprendendo. Adoro le pinete. Sentiero bello, facile da seguire, però è un po' sporco. Ci sono un po' di alberi caduti che fanno tagliare il sentiero. Michele mi corregge dicendo costringono a deviare dal percorso principale. Grandissimo. Adesso torno giù. Oh! Ok, superati i 1100 di altitudine, la pendenza inizia a essere impegnativa. In compenso si arriva prima in vetta. Michele ha appena visto una vipera e io non l'ho neanche notata. Stavamo andando così veloci che non ci ha neanche salutati. Stai aspettando che io salga, sarà dura. Zecca! Che conio! Si stanno accanendo sul più debole. Michele dice che le zecche si stanno accanendo sul più debole.
Ecco, in teoria il peggio è passato, siamo a 1470, adesso dobbiamo salire fino a 1610, che è lassù. E c'è ancora un po' di neve, pauroso. Top. Freccia. Freccia. Beh, il sentiero è ben delimitato, è ben delineato. Citato. È molto difficile sbagliare strada, ma bisogna sempre tenere gli occhi aperti, perché sennò qualcuno cade. Michele, sai vero che tua madre vedrà questo video? Speriamo di no. Oddio Cristo, errore numero 1. Quando si è in montagna bisogna sapere che si ha lo zaino dietro. Quando Emilio si degnerà... Ah, Cosa fai? Giochi a Pokémon? no, ti rubo il lavoro. Almeno tolgo la giacchetta, dai. E se cado, chi mi prende? Io! Perché essendo storta andrò in là. Aspetta. No, stortissima. Molto bene. Molto meglio. Ho sentito tipo tanti croc in posti che non sapevo di avere. Era dritta almeno. Credo che le tue fans apprezzeranno molto la parte in cui ti svesti e ti rivesti. E taglio. Secondo me questa sarà la parte più interessante del video. Passa. No? Questa semicima è un allettante punto di ristoro, ma noi non ci fermeremo. Michele mi guarda male, ma dobbiamo arrivare là, ai veri 1611 metri. Bellissimo, bellissimo. È abbastanza impegnativo, ma è bellissimo. Impegnativo comunque dal punto di vista dell'allenamento, non tanto del sentiero. Non ci sono percorsi attrezzati, scalate, niente di particolarmente difficile da quel punto di vista. La pendenza, un po' la lunghezza, ma proprio bello e ne vale la pena. Momento intervista. Allora, com'era questa escursione? Molto dura. Come scoraggiare i possibili futuri No, in realtà è escursionisti? molto bella. Cioè, la vista qua è veramente assurda. E questa volta ho la storia. Vai. Non è vero.